Per prima il Veneto, Paolo Pizzolato. Buonasera Pizzolato, grazie. Mancano 5 giorni al conclave per l'elezione del nuovo Papa, il successore di Francesco. Abbiamo titolato Siluro al segretario di Stato Pietro Parolin, che è tra i più papabili, perché un giornale romano ha pubblicato una notizia secondo la quale sarebbe stato colto da malore in questa fase pre-conclave durante la congregazione dei cardinali, e questa notizia è stata smentita dal Vaticano. Pizzolato, c'è, come dicevano prima i nostri ospiti, c'è un confronto molto duro, ci sono anche le correnti ovviamente all'interno del Vaticano come all'interno della magistratura, insomma purtroppo siamo sempre lì con le fazioni l'un contro l'altro armate, per cui potrebbe essere uno scontro micidiale oppure uno scontro che potrebbe portare ad un accordo, già addirittura si dice nel primo conclave, cioè il 7 maggio. Cosa dici? Io queste cose proprio non le apprezzo assolutamente. Questo Toto Papa che stanno mettendo in moto tanti giornali, tanti giornalisti, queste interviste costanti e continue ai cardinali, cosa farai da grande, eccetera, eccetera, proprio non le apprezzo assolutamente. Io sono una persona che è cresciuta con la famiglia, con i fratelli, all'ombra del campanile della chiesa di Gambarare, per cui sempre stati molto molto vicini alla chiesa. La chiesa in questo momento dovrebbe fare una cosa importantissima, cercare di fare in maniera di eleggere un Papa, chiunque sia, perché ripeto, per noi non cambia assolutamente nulla, che possa far sì di ripristinare i patronati per far ritornare i ragazzi giovani, che possa far sì di andare a accalappiare di nuovo le giovani coppie e riportarle in chiesa a sposarsi, cosa che è diminuita nel corso di tutti questi ultimi anni. Il Papa non deve fare, come è successo in questi ultimi anni, che ritorni di nuovo la messa in latino che nessuno capisce o la messa cantata come fanno in alcune parrocchie, perché la gente queste cose non le apprezza, apprezza la normalità, la semplicità, il fatto di poter stare dietro a una preghiera quando il sacerdote lo dice, e fare in maniera di ingigantire tutte queste cose qui non porta più la gente a essere vicina a quello che è il sacerdozio, la gente vicina a quello che può essere l'ambito del papato. Io dico la verità, personalmente non ho apprezzato granché Papa Francesco, non è stato un gran Papa secondo me rispetto a tutti quello che mediaticamente stanno dicendo per ora in televisione. È stato il Papa degli ultimi, della povera gente, ma qualche volta si è dimenticato dei penultimi, della gente che soffre perché non riesce ad arrivare a fine mese, della gente che soffre perché con le tasse che sta pagando non riesce più a cercare di fare in maniera che i bambini vadano a scuola. È stato un Papa che ha cercato soprattutto di fare, ecco una cosa che ho apprezzato tantissimo in lui, di dire una parola relativamente alla pace e alle guerre che ci sono in giro per il mondo, quello sì, ma è stato un Papa che non è stato assolutamente badato da nessuno. Tutti hanno parlato bene, i potenti della terra hanno parlato bene durante il suo funerale, e prima, e 2 minuti prima, quando ero lì con lui, quando chiedeva per cortesia che le armi tacessero, nessuno l'ha mai badato. Per cui come fanno questi vergognosi che si sono presentati al suo funerale parlare bene di Papa Francesco, che ha cercato di fare in maniera di limitare tutto quello che poteva essere le catastrofi e le guerre che ci sono in giro per il mondo? Cioè questa è pura ipocrisia fare questa cosa qui. Poi logicamente se per caso arriva il Papa che è veneto, se per caso arriva un Papa italiano, un Papa che è veneto, vuol dire che al posto dell'autonomia che nessuno mai ci darà avremo almeno il Papa, e quello almeno resterà, speriamo, per un po' di tempo rispetto a quello che è durato l'ultimo Papa veneto, perché mi sembra che da quello che ho capito siano 46 anni che non viene eletto un Papa italiano. Sì. Grazie Pizzolato. Gli imprenditori dicono sì, noi vorremmo aumentare i salari, ma delle due l'una, o manteniamo in vita le aziende o aumentiamo i salari. Cioè se si aumentano i salari e si mettono le aziende nelle condizioni di dare alle retribuzioni risorse in più, alla fine i conti vanno in rosso in tante aziende e l'azienda salta, no? Questa è detta in soldoni la posizione delle associazioni. Pizzolato. L'anno scorso, nel 2024, io ho detto che il 2025 sarebbe stato un anno economicamente difficilissimo. Poi non pensavo che ci saremmo asciugati, che avremmo asciugato tutte le nostre risorse, la nostra povera economia, anche incrementando quello che erano le possibilità economiche di dare una mano all'Ucraina. Per cui per me è stata veramente una cosa deflagrante. Io vedo in banca la gente che in questo momento inizia a farsi piccoli prestiti, e per i piccoli intendo dire fino ai 18 mesi,
perché non hanno soldi per mangiare o perché vogliono andare in ferie. Cosa succede? Qualcuno dice ma potrebbero anche restare a casa e dare delle ferie, però c'è proprio una mentalità nostra che è questa: devo assolutamente andare in ferie, per cui mi faccio una piccola specialata di 50-100 euro al mese. Cosa succede? Nel momento esatto in cui è passato il periodo delle ferie, ottobre-novembre arrivano le prime bollette più grosse. Il cliente deve decidere se continuare a pagare la piccola specialata o pagare la bolletta. Logicamente non può lasciare indietro la bolletta, paga la bolletta, non ce la fa a pagare la specialata in banca, per cui va a sofferenza. Poi dicono che le banche sono cattive, perché certe volte non possiamo indebitarci più dello stipendio che percepiamo e gli stipendi sono sempre più bassi. Oggi l'Istat ha diramato alcuni dati relativamente a quello che sono le persone occupate, che la Meloni continua a dire che sono 1 milione, invece sono 567.000, comprese soprattutto nel Veneto un più 17% quelli in cassa integrazione. Per cui i dati alla gente bisogna darli con onestà e corretti, non sparare, scusate del termine perché sono arrabbiato, puttanate ogni volta che si fa un'intervista, perché questo vuol dire fare sempre campagna elettorale e dire alla gente che è ignorante, perché la gente è ignorante, dati e cose che non sono assolutamente vere. Gli stipendi piccoli nostri, gli stipendi medi nostri, sono terzi dopo Estonia, Grecia e Italia, per cui tutti gli altri sono completamente sopra di noi. Quando i tedeschi chiudevano le ditte, le aziende a luglio e ad agosto e venivano qui da noi, portavano a casa uno stipendio medio che andava intorno ai 1.800 euro. Da noi l'operaio è intorno ai 1.400. Ma gli imprenditori hanno ragione. Anche quando Mattarella dice che bisogna aumentare gli stipendi e il governo dice che bisogna aumentare gli stipendi. Ma gli stipendi chi li aumenta? Li aumenta il governo o li aumenta l'imprenditore? E l'imprenditore non ha mica i soldi per pagare tutti quanti, sa? Perché fino a quando la pressione fiscale è del 48,6%, dati di questa mattina Istat, come fa uno a aumentare lo stipendio? Ti aumenta lo stipendio in base a quelli che sono i contratti. Abbiamo centinaia di contratti scaduti, non rinnovati, per cui i sindacati si devono fare invece che blatterare tanto, perché non è possibile continuare su questa strada. Sono esattamente 20 anni che chiunque sia stato al governo economicamente non ha mai fatto nulla per dare una mano alle famiglie e per dare una mano agli stipendiati e soprattutto a una categoria che è veramente la categoria più bizzarra di tutti, ai pensionati. Sapete perché dico i pensionati? Perché certe volte ci sono anche pensionati che stanno più bene degli operai, perché non è possibile fare a un pensionato la ritenuta IRPEF dopo che ha lavorato una vita, ed è la cosa più vergognosa di questo paese. Cioè all'interno della pensione tu mi fai di nuovo la ritenuta IRPEF, ma per darla a chi? Che ti ho dato 42 anni e 10 mesi di contributi. Grazie Pizzolato. Pizzolato? Io la mia opinione personale, conoscendo benissimo il partito del presidente Zaia, da dove provenivo, ero l'avvocato che non mi conosce, ero il segretario della Lega Nord della provincia di Venezia, io sono stato tantissime volte in Regione Veneto, l'amministratore di Veneto Agricoltura. Però il mio pensiero è questo: innanzitutto, trovandomi davanti a un 29% di Fratelli d'Italia rispetto a un 8% della Lega Nord, la prima cosa che penso è: con il cavolo che io ti ridò di nuovo il presidente della regione, visto il punteggio attuale che ho in questo momento. Nonostante tutto, nonostante tutte le cose che si possono dire, fatto bene, fatto male, lavorato bene, lavorato male, poi dipende dalla gente quanto ci crede oppure no. Poi, altro passaggio. Va bene, corriamo tutti assieme il centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega Nord. Ma di nuovo per la seconda volta, con il cavolo che io ti lascio fare una lista civica, lista Zaia, pur non essendoci più il presidente, perché una lista civica di tal portata porterebbe via talmente tanti voti, diciamo, ai 3 partiti politici e nazionali, che correrebbero il rischio di essere nominati personaggi che non hanno nulla a che vedere con la parte politica, diciamo, della regione Veneto. Per cui sicuramente una lista civica Zaia non ci sarà. Sicuramente ci sarà, correranno solo e esclusivamente le liste politiche. Poi, analizzando i dati che sono usciti 2 giorni fa, il 24 di aprile, su Santa Maria di Sala e su Eraclea, gli unici 2 comuni commissariati che vanno a elezioni in provincia di Venezia, non è vero nulla che il centrodestra è uniformato ed è assieme ed è compatto, perché a Santa Maria di Sala Fratelli d'Italia corre con la Lega Nord, la Rocchi, la sindaca uscente, corre con Forza Italia e corre con una lista addirittura di sinistra. A Eraclea la Lega Nord corre con Fratelli d'Italia e Forza Italia corre sostanzialmente con quello in concorrente diretto dell'ex sindaca che c'è in questo momento, per cui questo centrodestra tanto compatto, che è compatto in Veneto eccetera eccetera, bla 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 bla, non è assolutamente vero nulla che è compatto, per cui secondo me queste saranno le ipotesi. Poi sicuramente potrebbe essere
quello che penso io, che il Veneto aspetti praticamente ormai a Fratelli d'Italia. La Lombardia resterà la Lega Nord perché logicamente è una regione nettamente più appetibile ed è anche la regione di Salvini, per cui combatte poi in casa. Il Friuli Venezia Giulia vedremo che fine farà, ma sicuramente per quest'anno, secondo me, ripeto, potrei sbagliare, opinione personale di un povero disgraziato che parla in questo momento, non permetteranno di fare, come era successo, una lista Zaia che possa portare una percentuale altissima di voti e rimettere in campo personaggi che invece, secondo la politica veneta, sono destinati completamente a essere eliminati, in modo da ripulire tutto quello che c'è stato nell'arco di questi anni. Questa è l'idea che balena ai vertici di Fratelli d'Italia e soprattutto di Forza Italia. Comunque lo volevo correggere solo sul nome perché ha detto Lega Nord. Lega e il Nord se n'è andato con Salvini da tempo. Guardi, mi chino davanti un piccolo un secondo, però chiedo perché in questo momento tanta gente del Lega Nord sono nomi blasonati, stanno scappando e stanno di nuovo tutti quanti andando col carro del vincitore, perché in questo momento perché è sempre così, nella vita è sempre così. Ma però in questo momento scappare via dalla Lega è un segnale bruttissimo nei confronti della gente. Per prima il Veneto Paolo Pizzolato. Grazie direttore, grazie a tutti. A presto.